Da ieri il via libera da parte della Regione Friuli Venezia Giulia al referendum per la futura fusione tra i comuni di Manzano e San Giovanni al Natisone. Le parole di Cesare Mangoni, portavoce del comitato pro fusione. Sì, finalmente dopo oltre 2 mesi di incontri con il comitato promotore, finalmente siamo riusciti a raccogliere poi le firme, a fare l'intesa su tutto. E oggi dei nostri collaboratori promotori si sono recati in regione e hanno controllato tutta la documentazione indispensabile per presentare la richiesta del referendum per la fusione, e lunedì ci sarà questa conferenza stampa. Io ringrazio Macoriz Daniele, Alessio Lorenzo di Manzano, ex candidati sindaci, e Mauriz Giusto di San Giovanni Natisone, ex candidato sindaco. Io ero candidato sindaco l'anno scorso a San Giovanni Natisone. Li ringrazio di aver condiviso comunque un'idea che era partita da me l'anno scorso, in cui nel mio programma elettorale avevo proprio messo per iscritto la fusione tra San Giovanni Manzano e Corno di Rosazzo. E loro hanno condiviso questa mia idea e quindi adesso siamo arrivati a questo punto. Corno si è defilato, non ha voluto partecipare, ma speriamo un domani di poter fare anche con loro la fusione. Ringrazio anche tutti gli altri consiglieri comunali di minoranza del comune di San Giovanni e di Manzano che ci hanno appoggiato e operativamente ci hanno dato una mano a fare questa intesa per raggiungere la fusione dei due comuni. Insomma, in tempi in cui si ricorda l'allunaggio, un passo avanti per l'umanità. Questa fusione avrà solo dei benefici, ci saranno delle maggiori entrate, 10 anni in cui la Regione per 10 anni ci darà il 20% di trasferimenti in più, 5 anni che potremo essere liberi dal patto di stabilità e 1.200.000 euro di contributi a fondo perso per i primi 3 anni dopo la fusione.